Cari amici di Archeosarabus, oggi mini vlog piccolissimo, non andrò a fare un giro, io manderò il drone perché mi è arrivata una segnalazione di un uragano che non è censito, che noi non conoscevamo, non l'avevo mai sentito neanche nominare. Manderò il drone per fare, diciamo, una prima ricognizione per vedere se riusciamo a confutare questa segnalazione. Prima di continuare però un piccolo appello: se ancora non lo fate seguiteci, perché il vostro sostegno per noi è molto importante e molto prezioso, ci dà la forza di continuare a fare contenuti e soprattutto di portare avanti le nostre attività. Take off. Home point updated. Vediamo un po', adesso mi ha dato un punto indicativo, quindi devo cercare di capire se... Tanto guardate, adesso faccio vedere una piccola... Ecco, siamo praticamente quasi nella foce del fiume Mendoza, siamo in comune di San Vito. Ci sono altri nuraghi qua vicino che controllano questo importante corso d'acqua e quindi in realtà allora questo nuraghe che sto cercando è a metà strada fra uno conosciuto che ho già dronato e che è censito nelle carte e uno che non è censito, non ho mai visto, ma l'ho trovato citato in una carta di fine 1800 che lo segnalavano. Quindi adesso io dovrò intanto verificare se c'è quello che è segnalato, ma non lo farò oggi, e poi cercarmi appunto verificare questa nuova segnalazione. Allora, ecco qualcosa. Allora, intanto intravedo sì qualcosa su una collina qua, che sembra quasi un crollo. Intanto mi avvicino, eccolo è lui, secondo me sì è lui, secondo me c'è. Io così dalle immagini che vedo qua dal drone posso, me l'attento, dico che secondo me c'è, perché si vedono poi, a parte la struttura circolare, si vedono poi anche degli elementi all'interno che possono essere, uno sicuramente può essere la camera interna, quindi però è particolare, c'è molto crollo, quindi bisogna andare a verificarlo di persona. Sì, faccio un giretto intorno, faccio delle fotografie, ma per oggi posso ritenermi soddisfatto. Che dire, se avete, faccio ne approfitto per fare un appello, visto che comunque tutte queste, diciamo tra virgolette, scoperte arrivano da segnalazioni di persone che ci seguono, che quindi sono appassionate di questo argomento. Quindi faccio un appello: se qualcuno di voi conosce qualche sito che magari a noi è sfuggito, se vi va, se fa piacere, segnalatecelo, così abbiamo poi la possibilità di riportarlo, come dico sempre, alla memoria collettiva. Vi lascio, vi ringrazio sempre per il sostegno che ci date, alla prossima.